Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Valentina Fadda, una ragazza di 20 anni, a me sta molto a cuore, è una bellissima persona e spero venga fuori un buon episodio. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla. A come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao. Ciao. Benvenuta. Buonasera. Buonasera. Che cos'è questa cosa? Hai paura? Sì. Davvero? Terrore? Oddio, è un video. È un microfono. Aiuto. Possiamo farlo? Che cos'è? Un video per YouTube? Quasi, sì, anche. Va È bene. Un video podcast, Ok. un podcast. Ok, Ti un va bene? vlog, sì. Un? vlog. Non un vlog, sì, cioè non un vlog, è un progetto che funziona come podcast perché si parla, Ok. ma si vede anche, quindi anche video, come Ok. stanno andando molto adesso dei podcast video. Ciao. Ciao. Io ti ho già presentato, Ok. ho detto solo che sei una cara persona, una ragazza di 20 anni e basta, non ho detto altro. È una chiacchierata, non aver Sì, paura. sì, Però sì, ovviamente, sì. siccome è tutto registrato e faccio rec, stop, non faccio montaggi, No, nel senso che non togli parti. non tolgo parti e quindi di solo le cose che vuoi dire Ok, o che puoi dire in questo senso, certo. ok? Com'è andata quest'estate? È andata abbastanza bene, ci sono stati alti e bassi. Ok, Stancante perché ho lavorato molto. c'è una ragazza che lavora, vero? Sì. Com'è che hai deciso di lavorare? In generale, dico, non quest'estate in particolare, c'è già 2 anni che lavori. Sì, ho deciso di lavorare perché, dato le mie condizioni familiari, Mhm. diciamo che era necessario, perché comunque, dato che da piccola ho sempre evitato magari di andare anche a cene di classe o uscite con le amiche, non potevo mai comprarmi niente di quello che volevo, o c'erano sempre problemi riferiti ai soldi, ho detto basta, ora che comunque sono abbastanza grande posso guadagnarmi dei soldi per me stessa e gestirmeli io da sola, e quindi ho deciso di iniziare a lavorare perché se no era troppo complicato. Poi alla fine non li uso solo per i miei sfizi o per cose così, ma anche per le cose importanti, perché spesso sono già lì e mi viene anche male adesso chiedere i soldi ai miei Hai cambiato genitori. proprio mood. Sì. Sei cresciuta, mi sa, Sì, vero? sì, assolutamente. Tutta una volta. Senti, ma studi? Lavori e basta? Studi e No, lavori? studio e lavoro. Cosa studi? Studio scienze dell'educazione, sono al secondo anno. E come sei messa con gli esami? In primo anno ho fatto tutti gli esami, ho finito la prima settimana di giugno di fare gli esami. Ok. Infatti io dati Vabbè, non importa, vai avanti, non io ho devi dati pensare. 6 e in Chiacchieriamo, non stiamo facendo più, altro. lo so. Però sei un po' imbarazzata. Sì, perché comunque cioè, mi vergogno. Tu pensa che questo è già il 22 o 23 che ho fatto, no? Ah, ok. Sì, ho già fatto molti. Mi è capitato di tutto, ma alcune, 3 o 4 persone, se ne sono accorti quando gli ho detto di salutare dopo un'ora. Te Davvero? lo giuro. Ciao ciao. Ma scusa, il Hai microfono? registrato? Il microfono sì. No, la registrazione. Ah, ok, vabbè. Il microfono passa l'idea del microfono, ma fatto tu l'hai visto subito. perché Sì. Sei nativa tecnologica, nativa digitale, quindi di fatto queste cose le becchi subito. Sì, infatti, poi non è che non si Ma noti. se mi avessi cioè. detto non lo voglio fare, ti avrei detto, e tutti i video stupidi su TikTok che fate? No, ma infatti io Hai ti ho detto subito di sì, no, sì, infatti. esatto. No, non ho mai certezze, non ho mai certezze, perché spesso qualcuno mi dice, penso che possa essere disponibile e magari mi si imbarazza e mi dice di no. Di no non me l'ha detto nessuno, per dire. Tranne una persona che mi ha detto che non la voleva pubblicare più, non posso dire chi,
dopo che l'abbiamo fatta, perché poteva essere inficiante nel suo lavoro e nella sua carriera professionale, perché comunque ok. Perché ha detto magari certe cose ma che... più che altro si è presentata per quello che realmente è, umanamente. Magari non è che tu quando lavori fingi, ma quando lavori dai un'immagine di te magari Sì, che diversa. uno si aspetta, Diversa. non diversa, non necessariamente troppo vera. Uno si apre in amicizia, si apre in contesti protetti, privati, familiari, amicali, non certo a livello lavorativo. Tutto qui. Certo. Quindi dopo l'abbiamo registrata, che è stata troppo bella come è andata, però mi ha detto così, rispetto alla sua volontà, e non andrà mai in onda, me la tengo io, Ovvio. ce la teniamo noi. Dicevamo, quindi la studi e lavori. Quindi sì, ho dato tutti gli esami e in più... Tutti li hai dati? Sì, l'anno scorso Brava. ho fatto anche 3 laboratori, che erano un laboratorio di tirocinio, cioè nel senso che dell'orientamento al tirocinio, perché quest'anno dovrò fare il tirocinio e prima di farlo devi avere queste ore di laboratorio. Ah, ok. E in più altri, Propedeutiche al esatto, tirocinio. e in più altri 2 laboratori che invece sono, diciamo, per passare l'anno anche quelli. Quindi sei riuscito a tenere barra dritta su esami, tirocini, laboratori e Esatto. lavoro. Oddio, ma questo qui. E lavoro. Sì, esatto. E quest'anno adesso ho appena iniziato, per ora devo seguire solo 2 materie perché hanno... Aspetta un attimo, c'è un problema di macchine. Se mi fai andare via, io mi tolgo proprio di infatti. mezzo. Vabbè. Ok, dicevi, scusami. Quest'anno sono invece è iniziato, per ora seguo solo 2 materie perché hanno organizzato un po' male le cose, perché dovrei seguire in tutto l'anno 6 materie Mhm. più dare un esame a scelta. Ah, ok. Solo che hanno deciso di mettere 2 materie al primo semestre e 4 al secondo semestre. Ahia, quindi il secondo sarà più duro. Sì. Anziché fare un 3-3 per Però esempio. penso che farò, adesso seguo queste 2 materie che finiscono entrambe a fine novembre, poi do entrambe gli esami che sono a dicembre Ok. e quindi avrò praticamente gennaio e febbraio liberi. Quindi farò Ti i concentri su quello. farò i laboratori e nel Ok. mentre penso che farò in quel periodo pure il tirocinio. Così Ok. Ma quindi hai fatto, perdonami, non mi ricordo, ma hai fatto, d'estate hai lavorato dove? Cosa facevi d'estate? ristorazione. Quindi cameriera? Sì. Ok. Operatrice ai tavoli, che Esatto. sembra più... Cameriera tipo spazzino, operatore ecologico. Operatore di sala. Operatore di sala, ancora meglio, è più Sì, esatto, perché comunque elegante, vero? Sì. Ok. Hai fatto sempre solo questo? sì, ho fatto sempre solo quello, però a Carloforte come funziona? Perché hai lavorato a Carloforte? Sì, Tutte le estate? sì, ovviamente ogni tanto magari negli ultimi mesi ero in cucina perché non è che ero io in cucina, aspetta, Ah. passavo in cucina per prendere i piatti, però c'era un cuoco che era lentissimo e quindi lo Perché, aiutavo. scusa, normalmente i piatti dove escono dalla cucina chi li porta? Voi? Noi, sì, Ah, sì, esatto, E però quindi in cucina ti mettevi anche ad aiutare? esatto, Ah. impiattavo, Ah, cioè bello. però E ti è degli piaciuta antipasti. questa parte? Sì, mi è piaciuta, infatti ho detto wow. Mm. Però mi è piaciuta già dall'anno scorso perché già dall'anno scorso comunque i dolci li impiattano i camerieri, perlomeno nei ristoranti in cui ho lavorato io. Poi Ok. sicuramente in quelli un po' più di lusso lo fanno in cucina anche quello. Di brutto, sì. Invece lo facevamo noi, facevamo anche tutti i disegnini, la forchetta, decorazione. sì esatto, con lo zucchero a velo, la Ok. frutta intorno. Ma tutte cose imparate, acquisite, o viste, rifatte, o di tua Esatto, sponte? sì, diciamo che mi dicevano fai quello che ti senti, puoi fare così, puoi fare così, puoi fare così. Ah. Vedevo anche gli altri, poi lo rifacevo io, però mi piaceva, capito? Quindi già da lì non è Ti che si è aperta un'idea Esatto. di impararlo? Sì, però mi piace l'impiattamento, capito? Non so se mi piace il cucinare proprio vero e proprio. Beh, per fare dolci, io so che qualcosa l'hai Sì, fatta. sì. Torte, vabbè, però non è che ti sei mai trovata a disagio in cucina. No, ma infatti i dolci, a parte che li facevo anche là, tipo il tiramisù a volte lo facevo io, Ah, vedi? perché magari il mio caposala me l'aveva insegnato
e quindi mentre lui diciamo si occupava di altro, io facevo il tiramisù. Ma come la vedi prospetticamente? Hai iniziato a fare un tipo di lavoro di mansione, ti piace l'idea, imparo un'altra cosa e magari cambio la mansione o cresco di livello? Non le vedi queste possibilità? Allora, Hai perché paura? no, non è che ho paura, perché cioè, nel senso si impara, nel Certo. senso se vado in un posto nuovo e gli dico che comunque è la mia prima esperienza, loro devono mettere in conto che io farò degli errori, però non mi è mai piaciuto il lavoro della cucina, capito? Non ti è mai piaciuto? Nel senso, mi piace quello che fanno i cuochi, però mi piace farlo a casa mia, non mi piace fare in un ristorante Perché? che c'è caldo, sei stressato, devi fare le cose di fretta, hai agitazione. Cioè non ti piace il clima che si Esatto. genera dentro la cucina, che Esatto. vabbè, a parte che siamo abituati a vederlo nelle serie, nei film, ce li rappresentano sempre come un livello di stress altissimo, ma poi dal vero è Sì, così? è davvero così. È davvero così? Anche peggio. Anche Perché peggio. nei film Cucine da incubo. Esatto. Perché nei film comunque diciamo che a un certo punto ti fanno vedere lo stress, ma ti fanno vedere anche che sono un gruppo, una famiglia, una collaborazione. Vabbè, c'è sempre una drammaturgia, ma una trattazione a seconda di quello che il regista vuol raccontare. Esatto. Poi in invece realtà invece non è così. non è così, non è per niente una famiglia. Nei Nei locali non si crea quell'ambiente che dicono nei film. È tutto un po' Sì, esatto, è una un po' finzione. così. Ma in realtà anche- è un'altra, senza dire nulla. Ok, Eh? è un'altra. Vabbè, comunque hai vissuto due belle esperienze. Ma dico, d'inverno hai lavorato uguale? Sì, adesso appena sono rientrata. Non questo, anche l'altro. Ah, sì, certo. Hai lavorato anche l'altro, mi hai detto. Sì, ho Hai detto iniziato a poco fa. lavorare come babysitter Ah, perché grazie alla mia professoressa di italiano delle superiori, ma dai. lei un giorno ha scritto nel gruppo di classe, C'è qualcuno disponibile? esatto, perché ci sono due miei amici che si sono trasferiti in Germania, che hanno un bambino che deve scendere dai nonni a fare delle attività e serve una persona automunita. Io subito presente. Brava. E allora Oh, e lì dico, non l'hai mai fatto? Non no, l'avevi mai fatto? mai fatto, mai E prima ti sei d'ora. sentito... Sì, mi sono sentita tranquilla perché comunque mi sono sempre piaciuti i bambini. Quindi, cioè, ho detto è una cosa che posso fare. Dico, poi scegli scienze dell'educazione, se non ti piace educare. Sì. Vuoi educare gli adulti o i No, bambini? i bambini, assolutamente. Gli adulti guardi inutile, è Sì, una battaglia infatti. persa. Perché ormai hanno già le loro idee. No, hanno già delle sovrastrutture. Considera che i bambini, l'hai studiato, non ti devo insegnare nulla. Sì, continuiamo ma a crescere, diciamocelo, sì, certo. I bambini più belli, quanti anni hanno? Dai Fino ai? 3 anni. Dai, facciamo 5. Prima che entri in una scuola. Quando entrano in una scuola sono rovinati. E quindi fino a 5 anni sono Certo, sì. belli, bravi e puri. Dopo, sovrastruttura su sovrastruttura, diventano quello che siamo. Ovvio. Ok, quindi ti piaceva l'idea dei bambini e quindi trovi questo bambino. Questo bambino sì, Non diciamo e nomi. dovevo tenerlo per 2 settimane e basta. Da allora? Cioè da allora L'anno scorso. solo 2 settimane? Sì, solo 2 settimane perché comunque lui abita fuori e doveva tornare, e lui nella sua scuola di fuori, proprio fuori Italia, funziona diverso, le vacanze e tutto. Ma lui è italiano? No, lui è tedesco. Ok, parla italiano? Parla italiano perché a casa sua in Germania parlano italiano, perché i genitori Ci sono italiani. sardi. Ah, ok. E quindi ho tenuto per 2 settimane e verso la fine della seconda settimana il padre mi ha contattato e mi ha detto: guarda, mia cognata avrebbe bisogno di una babysitter per tutto l'anno, tu saresti disponibile? E allora lì ho detto subito di sì, ho parlato anche con la cognata, abbiamo fatto anche lì la prova e con quest'altra bambina che era più grande, ora seguo tuttora, ora ha 11 anni. Quanti? 11 ora. 11. La segui Facevamo come? i compiti assieme. Ah, ok. E ti sei trovata bene? Sì, mi sono trovata bene, è una cosa veramente complicata, penso sia più complicato anche di seguire una classe intera, seguire un bambino da solo, perché una classe intera comunque tu spieghi i concetti, togli qualche dubbio, però il lavoro vero è quello che fai a casa,
cioè che il bambino fa a casa con i genitori o da Dovrebbe solo. essere quello, poi. Quindi Diciamo che insegnare è un'altra cosa rispetto a fare ripetizioni esatto, o seguire nei compiti. è davvero perché molto più difficile secondo è me. più difficile. Sì, Ma anche ti stai dando qualche insegnamento per l'insegnamento futuro? sì, in parte sì, anche la pazienza, mantenere la calma. Ti viene voglia di lanciargli qualcosa? Sì, anche perché a volte Ti cioè, ci vedo, a lei quacchetta come sei, ma ti parte l'embolo in 5 minuti e la vorresti ammazzare. sì, però comunque riesco sempre a mantenere la calma cioè non mi è mai capitato di scoppiare, ma anche con questo bambino che seguo per 2 settimane, cioè lui è molto impertinente ed è un bambino provocatorio proprio. Quindi cioè, un giorno è salito in macchina e dava calci alla bottiglia d'acqua e io gli facevo Per favore, no? puoi smettere Esatto, di no, dare io ho fatto, allora, prima cosa, si tratta con rispetto la roba degli altri. Bellissimo. E lui? poi- E lui ha smesso? No, lui ha continuato. Perfetto, e tu cosa hai fatto? E lei ha detto, che senso ha colpire questa bottiglia? Spostala da una parte e lasciala stare. E lui faceva, ma mi arriva nei piedi. E facevo, bene, non c'è più. E così è andata a finire. Poi un altro giorno ho aperto lo sportello mentre parcheggiavo. Oh mamma. E io gli ho fatto, ma cosa stai facendo? E lui ha iniziato a dire, per ogni minima cosa qua si viene sgridati. E io, Beh, minima cosa, non è proprio minima cosa. è molto grave. E infatti a un certo punto io ho detto, guarda, io sono brava e buona, però a un certo punto se vedo che non mi rispetti, trovo delle conclusioni, cioè tra avvisare tuo padre e parlarne con lui, così poi lui ne parlerà con te, oppure fai da bravo e E la risolviamo qua. Esatto. Cosa ha scelto? Penso il La fare da bravo. seconda. Brava. Sono tutte cose che sì. si imparano. Poi penso che lui non mi rispetti troppo perché mi vede comunque ragazzina ancora e quindi comunque io mi sono anche comportata in modo amichevole ed è una cosa ovviamente che da insegnante non devi fare perché ci sono dei ruoli, però io comunque con loro ho instaurato questo tipo di rapporto così potevano parlarmi, potevano... Ma queste cose adesso da insegnante, perché le stai già studiando tu Sì, questi certo. aspetti? Sì, io adesso sto facendo una laurea che è per il settore 0-3 anni. Ah, addirittura? La triennale, sì, è Cioè proprio... già identificato nel settore? Sì. Ah, dopo la triennale c'è la biennale? Sì. La magistrale? Io però, sì, c'è la magistrale del mio corso che sarebbe per diventare professoressa di pedagogia, sociologia. Ah, fino alla superiori? Esatto. O anche all'università? No, anche se fai proprio pedagogia, proprio la facoltà, penso che possa fare anche università. Ok. Però io quello che voglio fare è spostarmi poi in scienze della formazione primaria, che invece di 2 anni farei 3 anni, perché dovrei recuperare anche certi esami di quella Per facoltà. andare a insegnare nella primaria. Esatto, per insegnare alle elementari. Ti o interessa alle quello? materne, Il tuo esatto. obiettivo? Bello. E infatti il fatto che comunque sto già vedendo bambini di quell'età mi aiuta molto. Quindi questo bambino ha Già 9 anni adesso. 9, l'altra 11. E poi seguo altre 2 bambine per chiamata. Altre 2 Sì. per chiamata, quando c'è bisogno. Esatto, che sono le figlie. Dobbiamo andare a cena, me le guardi? Esatto. Ok. Sono le figlie del mio allenatore. Ah, ok. E anche lui, vabbè, sapeva che, cioè, diciamo che queste bambine sono venute ogni tanto ad atletica. Le conosciute lì. Esatto, e siamo andati subito d'accordo. Infatti anche lui mi ha detto, oh, wow, strano, sono bambine particolari. E quindi quando hanno avuto bisogno mi hanno proposto, proprio così un attimo. Ma senti, questa hai detto allenatore, stai sempre facendo sport? No, adesso no, non ce la faccio. Non ce la No, non è che, sì, lo so, tu dici trovi il tempo, Non però, è vero, non ho detto nulla. però nella tua vita comunque tu No, mi ma hai sì, sempre anch'io detto, capisco, sono pigro, il tempo ne ho tantissimo, anch'io faccio fatica ad andare in palestra, lo so che devo andarci, non ne ho voglia, ma ci vado, però se non avessi tempo non ci andrei, per come sono fatto, quindi immagino che tu non è che non ci vada perché non ci vuoi andare, Esatto, l'hai fatto perché tanti comunque anni, io, no? Cosa voglio- facevi di sport, diciamolo? Un Lancio sport del molto giavellotto. femminile, molto delicato, Esatto. ma quanto ti scaricavi?
No, Dipende poco, dalle- perché eri sempre molto in ansia Sì, sul movimento. esatto, sì, infatti. E poi comunque, cioè, nei giorni di palestra magari di più. Nei giorni in Di cui tecnica. lanciavamo, di tecnica in realtà mi piaceva molto perché ero bravissima, E capita nella tecnica. eri tranquillissima alle gare, vero? Le facevi con scioltezza le Esatto, gare. la cosa brutta è che quello, quando sapevo di non fare abbastanza bene una cosa, entravo in panico e quindi rovinavo anche tutto il resto. Infatti anche non solo nelle gare, proprio nei giorni di lanci, che eravamo in gruppo, solo noi, il mio gruppo, il mio allenatore, anche lì avevo l'ansia prima di lanciare e quando poi misuravamo ero triste, volevo solo andarmene via, volevo smettere Di fare qualsiasi cosa. Esatto. E allora la domanda che mi viene spontanea, tutta questa ansia di crisi di panico, in senso molto ovviamente leggero, ma c'era. E come hai fatto a lavorare dove avevi a che fare con le persone, dove il rapporto, diciamo, prestazione è molto molto elevato? Perché Sei cambiata? comunque un po' sì, cioè nel senso ho capito come gestire quelle emozioni e tutto, cioè nel senso anzi penso che le gare comunque saranno sempre un punto debole per me, anche se mi mettessi ora a farla. prescindere anche adesso? Sì, Oh. però so cosa mi provoca e so cosa, dato che proprio so cosa mi provoca e so come dovrei gestirlo, anche se magari in quel momento non lo faccio perché è un momento difficile per tutti, saprei come aiutare un'altra persona. Non te capito? stessa. No, so anche come aiutare me stessa, però è facile dirlo, capito? Poi Ok. quando ti trovi nel momento, anche se sai cosa fare, cioè non è che scompare così l'ansia o l'agitazione. Si può Quindi- gestire però. Sì, Hai esatto. imparato a gestirla. Esatto. Forse non ce n'è pochi altri lavori come quelli in cui hai rapporto con i clienti, con l'esterno, con un cliente che devi servire, quindi io l'ho fatto, io non lo sapevo, ma quando l'ho provato a fare ho capito un sacco di cose che non mi erano note e vorrei che tutti quanti facessero un mese di pratica andato in un ristorante, pizzeria o bar per capire cosa c'è dall'altra parte, perché anche quando vedo trattare male i camerieri Sì, o il infatti. personale, chiunque, magari anche uno sportello, una commessa, una qualsiasi Sì, persona, esatto. è sbagliato, devono entrare veramente nelle loro scarpe, mettersi nei loro panni e capire tante cose, perché quando tu sei lì che devi prendere, mettere in un vassoio, camminare, ricordarti l'ordinazione, buongiorno, buonasera, presentarti, essere gentile, allo stesso tempo controllare i movimenti, capire cosa stai dicendo, ci sono una marea di emozioni che entrano in gioco. Infatti ultimamente mi sta proprio dando fastidio che non trovo persone gentili da nessuna parte, cioè nel senso... In che senso? Tipo anche oggi sono andata a scuola, nella mia vecchia scuola, a portare dei libri e il Ah. bidello, cioè so che non riguarda la ristorazione, però il bidello è stato abbastanza scortese, cioè nel senso io stavo facendo una cosa buona, stavo portando dei libri che senza chiedere soldi o altro per darglieli direttamente per il comodato d'uso dei ragazzi, Ah. capito? Quindi cioè almeno sì, un attimo gentile. A prescindere, la gentilezza a prescindere. Esatto, e c'è non sempre solo un secondo quello, fine. ma poi anche l'altro giorno che sono partita a Guspini, ho chiamato in un posto per prenotare e gli ho detto guardi, forse arriviamo verso le 2:30 perché siamo a fare un tour guidato e probabilmente finirà a quell'ora. Poi siamo arrivati alle 2, però lui in chiamata come mi ha risposto? Mi ha detto signora, è un po' troppo tardi, cioè è una cosa che proprio non puoi fare. Cioè se io questa cosa la facevo davanti alla mia titolare mi avrebbe dato un calcio e non è mandato via. detto, non è detto, perché poi alla fine la tua titolare è verso il cliente, come dire, Sì, preferisce anche finire più tardi piuttosto che perdere un... accontentare. Esatto. Questo aveva, come dire, il coltello alla parte del manico e ha preteso cos'era, un check-in? No, era qualcosa del proprio genere. per andare a mangiare. Ah, per andare a mangiare, Sì. ma tu l'avevi avvisato? Sì, poi siamo arrivate prima perché abbiamo finito prima, però al telefono gli ho detto questa cosa e lui mi ha risposto così. Infatti quando siamo arrivati ho detto guarda, se ci dicono anche un solo qualcosa, ci trattano male, paghiamo quello che abbiamo mangiato fino adesso e ce ne andiamo. Perché Beh, hai capito? lavorato in un posto dove
l'orario. Esatto. L'ho visto io in prima persona che li avrei tutti picchiati. Sì. Cioè, alle 2 cucina chiusa, cuoco già a casa, arrivederci, boom, serranda chiusa, Infatti, alle 2. cioè, E dico, ok, hai ragione, 2 meno un quarto, mi ricordo. sì, ma quando lavoravo a pranzo venivano anche alle 2:40 a mangiare, capito che Ma solo voi eravate già, così? avevo già quasi finito. No, tutta Carloforte è così, penso, Ah. a parte quelli che lavorano un po' meno. Pensa che c'era un amico del proprietario che arrivava prima, però la moglie finiva di lavorare alle 2:30, quindi dovevamo aspettare che arrivasse la moglie, che ordinavano, e poi dopo che finivano tutto, perché ovviamente loro prendevano anche il dolce, la solita grappa, me ne andavo a casa. Le 3:30, 4. Anche sì, 4:30. Anche 4:30. E poi di sera proprio d'estate, Di tutto e di più. quindi capito che mi vengono a dire alle 2:30. Anche no. Quindi questo lavoro con questo studio l'hai conciliato bene. Sì. Questi lavori, perché ne hai fatto diversi, E sono poi comunque praticamente 2. d'inverno l'anno scorso i fine settimana spesso tornavo e lavoravo a Carloforte. Pure. Sì. Adesso invece comunque sto facendo studio, babysitter, ora sto facendo qualche prova in un bar, Ah, sì, però uno non mi piace molto il bar, cioè ho sempre bar banconiera? Cioè, banco, cioè adesso banco non ancora, fa più lui caffè, cappuccini, drink eccetera, però io porto, pulisco, lavo bicchieri, piattini, quelle cose, magari preparo gli stuzzichini, però mi ha sempre interessato il fatto della caffetteria, di imparare i cappuccini, è quelle cose lì. meraviglioso. Sì, è bellissimo, meraviglioso. però È tutta una scuola poi. adesso che ci sono dietro non mi entusiasma molto il bar, preferisco 100 volte il ristorante. E poi ho capito anche che non voglio continuare perché è troppo stressante, perché Non vuoi continuare il lavoro in ristorante? no, non voglio continuare adesso il bar, perché questo bar mi ha chiesto per Ah, ok. essere fissa, e se fosse occasionalmente una volta alla settimana gli avrei detto pure di sì, però così non ce la faccio, sono troppe cose messe insieme e... No, non essere esagerato. No, devi infatti. Sì, cioè, come dire, ok prendere quello che ti capita perché non si butta via nulla. Esatto, sì. Ma non andare in overbooking, cioè a prendere più di quello che puoi gestire, perché rischi anche di fare le cose male. Quindi, No, infatti assolutamente, brava. anche perché se no sono stanca a morte e lavorerei anche male magari al bar, cioè, e io non voglio che vada così. E poi comunque fare diversi lavori non è male, perché a parità di orari o comunque di quantità di ore fatte e quindi di paghe ricevute, diversificare ti crea meno stanchezza, capito? Riesci magari ad essere più riposata, per modo di dire, però passi da una cosa all'altra e ti fa bene anche al cervello, capito? Oltre che al fisico, che il fisico comunque è lì presente. No, ma guarda che queste settimane sono state proprio pesanti. sì, perché proprio vedevo la mattina il bambino tedesco, poi ritornavo a casa, cioè magari c'era anche il giorno che andavo a lezione, quindi poi andavo a lezione, poi magari tornavo a casa per pochissimo perché la lezione finiva alle 2, riuscivo per andare a prendere lui alle 3 e portarlo a tennis, lo riportavo a casa e andavo dall'altra bambina ad aiutarla a studiare e poi andavo al bar, oppure andavo dalle altre 2 bambine. Quindi proprio piena. sì, infatti basta. Vabbè. Per fortuna il bambino ora riparte, cioè per quanto comunque mi dispiace che non lo rivedrò, è pesante, poi spezza un sacco la giornata a questi orari. Certo. Quindi comunque uno sforzo che ho fatto e che rifarò anche l'anno prossimo sicuramente, però stop. E così potrò concentrarmi di più sulla bambina che ha molto bisogno. Ha molto bisogno? Sì, perché secondo me non lo so, deve, diciamo, recuperare molte carenze che ha. Carenze? Sì, No. e nel mentre fare tutti i compiti che gli danno, quindi cioè è pesante e c'è poco tempo. Va bene. No, va bene, perché comunque stai imparando tante cose, l'importanza Sì. del lavoro, il valore del denaro,
perché hai detto prima, io lo faccio perché hai iniziato a farlo per farti prima, come dire, soddisfare i tuoi bisogni, desideri, chiamiamoli Esatto. così. Tu li chiami sfizi, ma sono bisogni, desideri, per fortuna ce li hai. Certo. Ben venga avere desideri, questo che manca in molti ragazzi, lo sto avvertendo tanto, quindi questo senso di responsabilità, di non pretendere da chi non ce la può fare a darti tutto quello che tu vorresti, arrivare al punto di procurartelo da sola, e riconoscere l'importanza, il valore del lavoro. Ma poi mi ha aiutato un sacco il fatto, uno, di avere la macchina. E infatti Cioè, molta spesa ce l'hai per la macchina. Esatto, perché comunque mia madre ha deciso, non mi piace questa cosa della macchina, quindi io non ti aiuto. Poi ora un po' le cose sono, cioè nel senso, vabbè, sei cresciuta. sì, vabbè, poi mi ha anche detto che mi aiutava, nel senso, a cercare un'assicurazione giusta, poi ovviamente me la pagavo io, però il primo anno proprio non voleva neanche saperne di assicurazioni. Quindi comunque il pensare che devo avere questa spesa ogni anno, con revisione, bollo e tutto, quindi devo mettermi quei soldi già da Quanto parte. stai imparando, Quanto stai imparando? Infatti, e poi l'anno scorso ci ho messo un po' a metterli da parte, nel senso sono arrivata un po' all'ultimo, diciamo, negandomi certe cose perché dovevo dare più importanza a mettermi da parte quelli. Invece quest'anno ho già fatto tutto, anche molto di più di quello che dovevo, così Brava. ce li ho lì e posso fare anche un viaggetto quando avrò tempo. Sono felicissima, brava. cioè, Che soddisfazione è bellissimo poi sapere che non sei senza niente lì, capito? E poi anche la spesa, cioè, di avermi insegnato un sacco il vivere da sola, pagarmi la luce, pagarmi l'acqua, pagarmi la spesa, cioè sono state comunque spese, sì, però mi è piaciuto farlo. E poi essere così indipendente è bello. È bello. Sì, avere i tuoi orari, decidere cosa farti a pranzo, decidere cosa comprarti da mangiare. Senti, come ti vedi tu rispetto ai tuoi coetanei? Io mi vedo più matura rispetto ai miei coetanei, cioè nel senso, ormai soprattutto la mia generazione è una generazione molto che o non lavorano perché i genitori li mantengono del tutto, cioè nel senso proprio anche troppo, oppure non ne hanno voglia, oppure ovviamente c'è anche la parte che lo fa come me, perché anche io ho degli amici proprio che ho conosciuto anche in ristorazione della mia età che lo stesso lavorano e si cerca, Che ne hanno bisogno, cioè ma magari non è neanche che ne hanno tanto bisogno, che comunque lo fanno però perché... esatto, per avere i soldi per le loro cose, perché magari i genitori gli danno, cioè gli pagano i propri, cioè, bisogni primari che riguardano magari il tetto, esatto, le medicine, quello là, le bollette, però per le loro cose devono i lavorare. i vestiti, anche quelli in realtà bisogni primari secondo me. Anche i vestiti sono bisogni primari. Fino a un certo punto. Esatto, cioè nel senso intendo... Quanti vestiti? Prima No. te ne compro 2 finito, invece esatto, apri l'armadio e viene giù un mondo. No, infatti intendo le cose principali, tipo un paio di magliette, un paio di pantaloni e dei giubbotti. Scarpe, esatto. ciao. E poi tutto il resto che ti puoi comprare è perché è lo tuo volere. vuoi, tuo volere. Sì. E quindi mi dicevi, vedi molti ragazzi che non ne hanno voglia, Esatto. che non hanno bisogno magari perché appunto sono coperti al 100% dai genitori. È un errore quindi, da parte dei genitori fare sì, così. secondo me sì, perché non insegnano il valore dei soldi, diventano i ragazzi strafottenti. Strafottenti. Sì, Per esempio, ne incontri molti di questo tipo nel ristorante? assolutamente, sì, proprio tantissimi. Che trattano male anche i camerieri? Alcuni sono proprio menefreghisti, cioè magari parli e non ti ascoltano nemmeno, non ti rispondono proprio. Sì. Ma questa è maleducazione più che Sì, menefreghismo. proprio è come se non ti sentissero. Come se non esistessi. Esatto, non ti aiutano, magari non ti passano un piatto, non ti vedono magari con 10.000 cose e tu devi fare stretching per... un minimo di sensibilità. Esatto. Quanto ti fa innervosire? Proprio tantissimo. Molto. Un giorno che mi è proprio capitata questa cosa e me la ricorderò sempre,
avevo quasi voglia di rovesciare tutti i piatti sporchi addosso e dire Mamma ops, mia. scusa. Un atto di violenza. Potevi aiutarmi, non sarebbe caduti. successo. Io ti vorrei vedere con questa faccina. Esatto. Però ovviamente mi ritengo ancora non matura su molti punti di vista, per esempio la mia ingenuità. La tua? Ingenuità. Vabbè, è una caratteristica. Sì, lo so, però dopo tante volte che Ma comunque... secondo me non è un aspetto immaturo la tua ingenuità. Cioè, un ingenuo può essere ingenuo anche quando diventa maturo. Maturo nel senso, per me almeno è un'accezione un po' differente. Sì, era anche Tu sei ragione, matura. è una caratteristica. Esatto, sei ingenua, ma anch'io sono ingenuo. Io tendo a dare fiducia agli altri a prescindere. E poi, però, non ci rimango più tanto male se questa fiducia viene, come dire, disattesa. Cioè, se vengo tradito in un comportamento, in una parola, in un atto, dico, vabbè, pazienza. Io ci ho provato a essere me stesso con lui, gli ho dato fiducia. Questo dare fiducia, ecco, l'ingenuità è vista così. Ma sei ingenua, ti sei fidata di uno che poi invece... Perché magari molti me lo fanno pesare, capito? E mi Che dicono senso? svegliati, apri gli occhi. Quello è diverso. Quello è imparare a essere, soprattutto riferendoci per esempio a delle situazioni dove tu ti sei, come dire, fidata di una persona e quella stava agendo con altri fini, no? Con secondi fini, tu non li vedevi e magari gli hai dato corda. Sì. Quando poi lui è venuto a reclamare lei o lui, non lo so, tu ci sei rimasta male perché non ti aspettavi che il tuo comportamento generasse quel comportamento. Quello lo capisco, ma lo impari vivendo, cioè non puoi nascere già a posto, quindi abbi la pazienza e anche l'umiltà di sbagliare. Ho sbagliato, alzi la mano, ma la seconda no. No, esatto, è quello. E questo lo impari. Infatti lo spero, cioè spero davvero di capirlo la prossima volta o comunque di rendermi conto di varie situazioni, cioè... Evitarle. Sì, perché comunque è successo più volte di fidarmi Ma per esempio questa roba che stai dicendo succede quando uno esce dalla propria, come dicono tutti, zona di comfort, che palle questa frase, comunque esce dalla porta di casa, perché è dentro casa, sicuro, con la sua stanzetta, le sue cose, certo. Apre la porta, voglio vedere com'è il mondo fuori. E questo è una cosa che va fatta per imparare, proprio anche sbagliando, a imparare quello che c'è davanti. Esatto. Quindi tu hai già fatto tantissimo per l'età che hai, 20 anni, Ma potresti fare la studentessa fino a 25, 27, Ovvio, 30. sarà così. No, Ma nel pensa senso che fai solo quello, capito? Amiche così, amici così ne hai, no? Certo. Che fanno gli studenti, Sì. ti posso garantire che lo possono fare per 10 anni anche, e non guardano cosa c'è fuori. Poi quando finiscono di studiare, se finiscono di studiare, e vanno a cercarsi un lavoro, quindi entrano nel mondo del lavoro e non hanno fatto l'esperienza che hai fatto tu, ma quante cose in più tu hai. Sì, assolutamente. Anche il sapere come ti trattano, che comunque come si comportano dei titolari, come si comportano dei colleghi, come devi comportarti tu soprattutto. Io mi ricordo, te la dico questa cosa, che all'età più o meno tua, stavo studiando e volevo anch'io i soldi. E quindi sono andato a fare il benzinaio. Perché allora esisteva il benzinaio, non come adesso il benzinaio è lì, che praticamente apre e chiude, poi quando fa il pagato, il servito, interviene, ma prima non esisteva il self-service, era solo servito, no? Cioè le persone rimanevano in macchina, tu andavi, finestrino, quanto ne vuole, le chiavi, apri il serbatoio, metti la pistola, metti la benzina, ti fai pagare del resto e via. Quindi era un processo lungo. Comunque esisteva il ruolo del benzinaio, ma facendo il benzinaio quanto ho imparato, soprattutto ad avere a che fare con le persone. Sì, poi mi immagino quanto fossero scortesi alcuni che vanno a fare benzina. Guarda, lì ho imparato una cosa, che i più scortesi erano i più ricchi. I più poveri, i più umili erano i più gentili, tipo io lavoravo in un distributore che era vicino a Marina Piccola, quindi c'era un via vai di pescatori pazzesco. I pescatori erano meravigliosi,
ti davano anche la mancia. No, Quello che non ti infatti. davano magari le persone più facoltose. Esatto, questo è quello che mi ha dato più fastidio di tutti. Ti è capitato? Cioè, sì, assolutamente. Lo Cioè, vedi. persone veramente che sapevo che stessero bene perché comunque Lo magari capisci, perché sì, era un lo colpo capisci e d'occhio. soprattutto magari a Carloforte si sa pure, Aiuto. non lasciavano la mancia mai. Mai. E magari venivano ogni settimana, ogni volta quel giorno, o più volte anche alla settimana, mai una mancia. Mai. E magari facevano anche storie. ti rendevi Esatto, a volte conto. sì. E invece altri sempre cioè, ti ringraziavano, ti facevano i complimenti. Ecco, basta quello anche. Sì, Un grazie, esatto. tutto perfetto. Pensa che è una stata volta gentile. sono venuti questi due che sì, avevano soldi e conoscevano il mio titolare e mi stavano trattando veramente come una schiava, perché a un certo punto gli ho ritirato tutto e gli ho chiesto se volevano i dolci e erano finite la maggior parte delle cose perché doveva venire la signora a rifarle e la signora non ci credeva. Ha detto vabbè, io aspetto Gianni. Oh. Mamma mia. E quindi vabbè, io ho fatto adesso non è fuori, sta chiacchierando con altre persone, glielo dico appena può verrà. E a un certo punto mi ha detto può pulire questa parte del tavolo? Io ho tolto quella cosa lì e mi ha fatto ancora sporco. Cioè, e dopo che l'ho fatto l'ha ripassato lei, capito? Ma dai. Sì. E poi dopo, quando è arrivato il titolare, gli ha chiesto questa cosa di dolci, ovviamente. Ha risposto come te, mi sì, auguro. esatto, Meno sì, ma male. perché non ce n'erano proprio. E poi a che cosa mi serve dirti una bugia? E gli ha chiesto a lui un bicchiere di vino, al mio titolare, che in realtà sta in cucina. Ah, è cuoco lui. Sì, ok. capito. L'idea, il gusto di parlare col titolare perché lei è lei e tu non sai nulla. Esatto. E la cosa bellissima che è successa, non mi ha lasciato la mancia, però si sono alzati mentre pulivo, hanno perso 50 euro. E cosa hai fatto? Li ho presi. No! Ma possono saperla questa cosa? No, perché non lo sapranno mai, perché non si ricorderanno mai di me. Li ho visti solo quella volta e in più se Non ne li hai erano... restituiti, è stato un atto di scortesia. Non potevo restituirli perché ormai erano già andati via da un po'. Non sapevi manco di chi fossero. No, quindi no, esatto. Non sono andati mai a reclamarli? No. Ok, allora tu sei a posto. Hanno pagato, io cioè non me ne sono accorta subito, ho pulito il loro tavolo, l'ho rifatto e tutto, dopo che ho passato la scopa per terra in tutta la sala li ho visti e quindi, Quindi non sai che siano loro. no sì, perché erano seduti loro lì, però... Questo è il karma. mi esatto, dispiace. infatti ormai erano già andati, non è che potevo pazienza. cercarli per tutta Che l'isola. bello questo. Esatto, ma quando mi ha Meraviglia. fatto ancora sporco io ho detto non è vero, sono andata dalla cuoca e gli ho fatto, mi ha detto così veramente. Però Si impara tanto, vedi. sì, Senti Ciccia, stiamo per raggiungere l'oretta, lo sai, siamo a 40 minuti. Allora, io ho chiamato questo progetto, questo podcast video, ha un titolo, l'ho chiamato A come puntini puntini. a come? A come, nel senso Ok. che a me evoca una cosa che non ti sto a raccontare, la spiego nell'introduzione, quando ho fatto un video introduttivo di questo progetto, e Ok. spiego anche perché l'ho chiamato così, se ti interesserà te andare ad ascoltare quello. Certo. Ok. Però, per dirla in breve termine, brevemente, A come era il titolo di un sceneggiato televisivo quando ero piccolo, come le serie che tu guardi adesso. E mi è rimbalzato nel cervello e là ho trovato, bellino, A come. Si chiamava la serie televisiva, si chiamava A come Andromeda. Era una serie televisiva ambientata non nel futuro, ma in un ambiente, come dire, scientifico. Era un radiotelescopio che aveva captato delle onde sonore o del radio da pianeti lontani, Andromeda, il pianeta, e quindi dava idea che ci fossero gli extraterrestri. Ti parlo degli anni 70, quindi quando ancora c'era questa, come dire, visione dell'extraterrestre, altri pianeti, c'è vita o non c'è vita, eccetera. Quindi A come Andromeda. È la domanda che faccio a tutti gli ospiti come te. Come? Brava. Che parola ti viene in mente? A me viene subito, cioè la prima parola è amore. Ale. Beh, da una come te non potevo. L'hanno detto altri, comunque, perché amore?
Perché come dice la mia migliore amica sono un'eterna romantica e quindi Inguaribile romantica. e quindi capito, cioè è la prima parola che mi viene in mente, poi è la parola che si insegna anche ai bambini, diciamo, quando si fa tipo A come Davvero? amore, B come Come amore? sì, molto spesso nelle canzoncine c'è anche quella. E quindi Ci sta bene. Vuoi questa? sì. Ti appartiene questa parola? Sì, Molto. sì, penso di sì, assolutamente, da tutti i punti di vista. L'hai detta oggi? L'hai detta oggi in un contesto. Che vuol dire amare per te? In realtà ci sono un sacco di sensi, perché c'è il Di senso... significati? Sì, Mm. cioè proprio possiamo vederla per tanti ambiti, perché c'è l'amare in famiglia, l'amare in amicizia, l'amare in una relazione, poi l'amare anche se stessi, oppure l'amare degli oggetti pure, capito? Quindi, cioè, è troppo lunga come da spiegare. È vasta. Sì, cioè sicuramente in amicizia, che è anche in parte simile a quello dell'amare, in amore, cioè in una relazione, è il fatto di esserci senza chiedere niente in cambio, Incondizionato. esatto, di capire quando l'altro ha bisogno senza che ti dica aiuto. Come aiuto. Quello che chiedo io. Quello? Che chiedo io, aiuto. Tu devi chiederlo. Guarda che chiedere qualcosa è un atto meraviglioso di umiltà e di amore che hai bisogno tu di ricevere. Quando chiedi aiuto, chi non chiede aiuto purtroppo ha un problema enorme. Uno non ha capito niente, secondo me, come si deve vivere, o meglio, come si dovrebbe vivere. Poi io non sono nessuno per dirlo, ma io ho imparato a chiedere, e perché qualcuno di particolarmente misterioso, ma anche meraviglioso, che è vissuto molti anni fa, ce lo disse: chiedi e ti sarà dato. Sì. Quindi questo chiedere io l'ho imparato, perché effettivamente mi sono reso conto che se non chiedi, uno non saprà mai che hai bisogno. Infatti, Quindi anche prima perché, cioè, almeno o ti conosce bene e capisce che c'è ma anche qualcosa se che ti non va, conosce bene. oppure comunque, cioè, non capirà mai quello che pensi, nel senso poi tu magari ti arrabbi pure perché dici ma come può non capirlo, però molto No. spesso quando hanno iniziato a farla a me questa cosa ho iniziato a capirlo anch'io, perché ho detto sì, ma tu devi parlare, cioè se tu non mi dici cosa c'è che non va, io non è che posso immaginarlo. Quindi l'ho iniziato a capire anch'io. Hai iniziato a chiedere. Sì. Brava. Cioè, sicuramente un po' meno, però cioè, ancora devo fare pratica, però più di prima sicuramente. E poi sì, quindi amare significa tante cose. In famiglia lo stesso, è sempre questione di esserci, parlare, stare insieme. Poi vabbè, il legame che c'è in famiglia è particolare. In tutte le famiglie intendo. Come tutte le famiglie esatto. hanno i loro aspetti, per cui non giudichiamo, le famiglie sono una bellissima cosa, ma anche abbastanza complicata, no? No, ma infatti io non... Cioè, anche se so che la mia famiglia è piena di problemi, non la cambierei per nessun'altra al mondo. Brava. Soprattutto anche i miei genitori, perché anche se penso che abbiano sbagliato delle cose con me e con mia sorella, perché sono anche loro genitori per la prima volta, e in più comunque noi siamo nati in una generazione in cui Non facile. cioè, si conoscono un sacco di questi problemi facile. e loro invece no, capito? Quindi anche queste cose Per loro era una sono più situazione nuova, difficili, per loro. esatto. Certo. E Brava, quindi bella considerazione questa. in più penso che sono la persona di adesso grazie a loro, perché mi hanno fatto crescere in questo modo, mi hanno spinto verso questa strada e quindi sono felice che siano così. Poi comunque piano piano migliorano le cose, già rispetto ad anni fa sono migliorate, quindi va bene così. Anche se porta sofferenza a volte. Certo, e ci hai sofferto tanto. Sì. Perché sei una ragazza sensibile. Altra domanda che mi viene in mente. Indovina qual è?
Siamo sensibili o permalosi? Brava, vedi che hai imparato, ma che bello. Dimmi che ci sono novità su questo argomento. Ci sono novità, sì, perché anche in ristorante Dica. ho incontrato persone che sono molto alla mano, perché soprattutto, cioè in generale i Carlo Fortini sono così, molto scherzosi, prendono in giro e a volte magari non capiscono che beccano proprio quel punto che non deve essere beccato. Soprattutto mi è successo quando ho cambiato ristorante e c'era un caposala, uno dei due, perché erano due caposala, una femmina e un maschio, molto stronzetto, molto che prendeva in giro, molto un po' così. E un giorno mi sono arrabbiata e gli ho detto: ma perché siamo sempre noi sensibili a doverci adeguare a voi stronzi che tutti ci dicono devi Le così, peggior cosa. esatto, così, ma gli altri ti fanno dai, così impari, così poi ti rinforzi, capito? E invece io ho fatto: quando potreste essere anche voi stronzi a dovervi adeguare a noi sensibili, perché ogni tanto voi potreste pensare un po' di più e riflettere su quella cosa che in realtà non è così bella da dire. Non solo, perché nel momento in cui tu, sensibile, dici che magari ci sei rimasta male, ti dicono ma non fare il permaloso. Esatto. È lì il problema, il nocciolo della questione. Lo fanno dai, per così poco. Oppure perché sei così permalosa. Infatti. L'essere permalosi è prendersela per qualsiasi cosa, ok? Qualsiasi, anche le cose più normali, esageratamente, no? Anche magari normali. Ma quando uno ti offende e tu dici mi stai offendendo, punto e basta. Sì, esatto. Sei irrispettoso, sei violento, esagerato e tutto, e tocchi la mia sensibilità che è sacra. No, sei permaloso e quindi sei in difetto, sei tu in difetto, Esatto. sei tu sbagliato. È la cosa più brutta, che non la capiranno molto facilmente le altre persone, mai. Cioè, solo alcune. Cioè io le forse. invidio le persone che se gli dici quelle peggior cose gli rimbalza. Ma probabilmente non sono sensibili, non sono particolarmente. Ma in realtà io non le invidio, perché. No, nel senso, come. Certo che io non le invidio, non le invidio nel senso del termine, cioè penso che vivano meglio di noi in quel senso lì, però io voglio sto bene come sto. Penso che alla fine le persone più belle siano quelle sensibili, perché sono anche le più empatiche, quelle che si immedesimano nell'altro e ti riescono ad aiutare nel miglior modo, capiscono anche subito quando sei un po' giù e si interessano di te, e comunque perlomeno io sono anche sempre sincera, magari prima di meno, magari lo nascondevo di più, però adesso comunque quando ci rimango male, paura, esatto, lo dico quasi sempre, dipende ovviamente dalle persone, però nelle amicizie e nelle relazioni soprattutto, perché non voglio che poi ci siano fraintendimenti. Brava. E poi ho capito anche che è un lato bellissimo, che non è bellissimo, un lato mio bellissimo questo, che non devo evitare di avere, che non devo nascondere, perché è bello. Sì. E anzi è una delle caratteristiche che preferisco. Sei una bella persona, l'ho sempre pensato, adesso qui lo dichiaro. Ciccia, abbiamo finito, salutiamo? Grazie Vale. Ti è piaciuto? Com'è? Sì, è divertente, poi a me piace parlare di me. Ti piace? Ciao a tutti e grazie di Ciao. averci ascoltato e visto. Alla prossima. He's just a snake in the grass.